non credo molto a quello che si scrivono nei giornali, se non leggendo 3-4 giornali. Purtroppo è così. Venezia tra le città meno sicure d'Italia, secondo un'indagine del Sole 24 Ore, 14ª nella speciale classifica dell'indice di criminalità che considera il numero di denunce rispetto alla popolazione, addirittura quinta per furti con strappo. Una stima un po' esagerata secondo i mestrini, anche se poi, a ben vedere, in diversi confessano di aver avuto qualche brutta esperienza. Alcune zone di Mestre a Venezia non sono sicure. Se andiamo su classifica, diciamo, delle zone di Mestre, sì. Ci sono dei posti in cui lei non si sente sicuro? Sì. Per esempio? Si sa, nella zona via Piave, in fondo via Cappuccina verso la stazione, sono posti che sono frequentati dalla gente che, diciamo, abbastanza spacciano. Sì, la zona della stazione, via del Piave, sì. Ma dove abito io tranquillo. Diciamo che lei si sente sicuro quando esce di casa. Sì. Ne ha notizie di gente che ha avuto problemi di furti o di rapine? A me sì, mi ha svaligiato l'appartamento 3 anni fa. Ah, sono entrati comunque. Capita. Guardi, per esperienza personale, anzi mio figlio ha subito 2 volte, ma senza rubare niente, era solo per fare non so cosa. Hanno aperto Nutella, hanno mangiato Nutella. Sono entrati in casa. Entrati in casa, abbiamo chiamato polizia, poveretti poliziotti non sanno, anche se loro. No, dove abito io mai è successo niente, ma da casa di mio figlio sì. A me non è mai successo nulla, io giro di giorno, di notte, sempre in bicicletta. In realtà sì, guardandosi un po' attorno c'è molto spaccio, c'è molto droga, questo sì. Però forse non faccio testo perché appunto non mi è mai nemmeno capitato di vedere